Installazione delle nuove antenne 5G. Parte dalla provincia di Treviso un accordo pilota per il piano antenne che consentirà a 11 comuni della Pedemontana di governare un fenomeno che sta determinando non poche preoccupazioni tra i cittadini sul fronte della salute e ambientale. Un piano coordinato dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana contro la proliferazione selvaggia delle antenne. Sappiamo da un lato essenziali per l'infrastrutturazione del paese, per darci opportunità di lavoro, di servizi, ma dall'altro fanno insorgere anche una grande preoccupazione. Noi abbiamo voluto interpretare questa preoccupazione e dare una risposta a questa preoccupazione utilizzando gli unici strumenti che può avere il Comune a disposizione, cioè quello di regolamentare l'attività, di mettere dei paletti. Indicate dunque le distanze da rispettare dai cosiddetti siti sensibili, ma soprattutto, ed è questa la grande novità del piano, l'indicazione dei luoghi dove è possibile per gli operatori telefonici procedere con l'installazione, luoghi che sono di preferenza pubblici. In modo tale che se c'è anche un piccolo ritorno in termini economici vada a beneficio dell'intera collettività. Capofila il comune di Pederobba che con altri 10 comuni, Monfumo, Castelcucco, Possagno, Cavaso, Giavera, Cappella Maggiore, Alano di Piave, Maser, Cornuda e Segusino, ha elaborato il piano. 18 articoli che ci consentono di disciplinare la materia e di obbligare gli operatori a venire al tavolo con noi a determinare dove sono stati appunto selezionati i siti di installazione. Senza questi piani i comuni non avrebbero potuto mettere bocca sulla localizzazione di nuove antenne se queste rispettano i limiti di emissione. Ora invece l'installazione verrà concertata. Già avere una base su cui poter noi disporre in che aree allocare queste strutture, questo diventa già una garanzia per i cittadini e anche per l'amministrazione.